Ai nostri microfoni Giuseppe Carcione, presidente di Next Gen Galatese. Buonasera. Buonasera Adriano, buonasera a tutti. Inizia la grande serata. Benvenuti alla seconda edizione dello Sciala di Autumn Fest. Vi aspettiamo numerosi, abbiamo allestito qui dentro all'interno del mercato coperto, causa condizioni meteorologiche avverse, questa bellissima serata. Quindi vi aspettiamo numerosi, venite 30 novembre e 1 dicembre. Come sarà articolata questa serata e quella di domenica 1° dicembre? Alle ore 17:30 è iniziata l'apertura degli stand, adesso avremo delle esibizioni dei gruppi folk, delle esibizioni anche del mago, ci sarà un'animazione bambini gestita dall'associazione Next Gen. Dopodiché proseguiremo con una live band, The Harmonic, e poi un DJ set con Cesare Scaffini come prima giornata. Dopodiché domani inizieremo al mattino, avremo delle visite guidate lungo il centro storico, si potrà anche andare a visitare l'oleificio dei Fratelli Serio con la degustazione del pane e dell'olio fresco, e poi proseguiremo durante il pomeriggio, quindi come anche oggi avremo un secondo gruppo folk, avremo un'ulteriore band, la band Onda Sonora, e chiuderemo la serata sempre degustando tutti i prodotti tipici. C'è un'ampia scelta, troverete di tutto, dai maccheroni al sugo, il vino novello, le fave, la carne, gli arrosticini, la provola impiccata, non manca nulla, pizza fritta ai funghi porcini, c'è di tutto, dai dolci, non manca nulla, quindi vi aspettiamo alla seconda edizione dello Sciala di Autumn Fest. Cosa deve uscire fuori da queste 2 giornate e qual è l'obiettivo della vostra associazione? L'obiettivo della nostra associazione, siamo un'associazione giovane, un'associazione neonata nel mese di luglio, quindi come obiettivo primario è valorizzare il nostro territorio. Quindi siamo un gruppo di giovani, prettamente giovani dai 18 ai 30 anni, che abbiamo a cuore il nostro amato paese, cerchiamo di fare del meglio e portare avanti le tradizioni storiche che vengono effettuate all'interno del nostro paese, e quindi valorizzare tutto ciò che riguarda Galati Mamertino. A chi vogliamo ringraziare per la riuscita di queste 2 giornate? Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per far sì che questo evento riuscisse alla perfezione. Nonostante avessimo organizzato tutto alla perfezione nella piazza San Giacomo, nella centralissima piazza, oggi stamattina alle 7 è suonata la sveglia e siamo riusciti in mezza giornata, anche meno, a allestire tutto questo che vedi qui, Adriano. Quindi è stato molto faticoso, ma speriamo che vada tutto per bene. E noi ringraziamo Giuseppe Carcione, presidente della Next Gen Galatese. Grazie a voi, buona serata e vi aspettiamo alla seconda edizione dello Sciala di Autumn Fest. E tutti i video di questa sera sulla pagina Facebook di Bella Sicilia, Onda TV e Vivo in Sicilia, quindi seguiteci per immergervi tra i sapori che sono stati appena raccontati dal presidente Carcione.